tutti, mi chiamo Mario Frau e sono responsabile marketing e comunicazioni di Sarmar SPA. Sarmar SPA è un'azienda di Verona nata nell'ormai lontano 1978. Da lì l'azienda è cresciuta fino a diventare con gli anni uno dei più importanti player e general contractor relativamente al nord Italia per quanto riguarda l'edilizia residenziale convenzionata, realizzando oltre 3.000 unità abitative in circa 40 anni di attività. E partendo pertanto dalle origini è stata proprio una scelta di Sarmar quella di concentrarsi immediatamente all'interno del più grande comparto dell'edilizia residenziale, di specializzarsi nel settore dell'edilizia residenziale convenzionata, sovvenzionata e locativa agevolata. Soltanto negli ultimi anni l'azienda, per cui parliamo degli ultimi 7-8 anni, l'azienda ha approcciato al cosiddetto mercato libero, impegnandosi e confrontandosi con progetti molto importanti ed ambiziosi. Primo fra tutti, e probabilmente tutti lo conoscerete, la veronesissima riqualificazione della ex caserme Passalacqua e Santa Marta nel quartiere Università di Verona. Naturalmente in questo momento l'azienda è fortemente concentrata sul progetto più ambizioso ed importante che in questo momento abbiamo in portafoglio, ossia la riqualificazione delle ex caserme Passalacqua e Santa Marta in quartiere Università di Verona. Stiamo parlando di un'area incredibilmente vasta, parliamo di oltre 280.000 metri quadri. All'interno della stessa stiamo realizzando un parco di oltre 180.000 metri quadri, un parco verde pubblico che sarà uno dei parchi verdi pubblici più grandi d'Europa. Parco verde pubblico di oltre 180.000 metri quadri in realtà vuol dire poco. Per prendere consapevolezza di che cosa ciò vuol dire, parliamo di una superficie grande come oltre 30 campi da calcio. All'interno avremo percorsi pedonali e ciclopedonali, realizzeremo un parcheggio multipiano interrato, sempre pubblico, da oltre 170 posti auto, una palestra ed alcuni impianti sportivi. Chiudono questa attività importante di riqualificazione, parliamo della più importante programma di riqualificazione che Verona abbia mai visto all'interno delle mura magistrali. Siamo all'interno delle mura storiche della città. Completano pertanto questo programma di riqualificazione 90 unità abitative in edilizia convenzionata, già realizzate, consegnate ed abitate, e circa 170 nuovi appartamenti in edilizia libera, di cui 28 già realizzati, consegnati ed abitati e 43 su cui stiamo lavorando e andremo in consegna in primavera 2024. Di questi 43 ne sono già stati venduti il 50%. Oltre al progetto di Verona Passalacqua della riqualificazione delle ex caserme, abbiamo altri interventi in questo momento sul territorio di Verona, più piccoli ma non per questo meno importanti. Stiamo completando in località Pestrino 12 appartamenti, sempre in edilizia convenzionata, già venduti. Termineremo il cantiere sicuramente in autunno 2023. Ed un altro intervento importante, e abbiamo proprio qua a 2 passi da via Torricelli dove ci troviamo adesso, nel quartiere Golosine, un cantiere in via Tirso per complessivi 36 appartamenti, alcuni realizzati in edilizia convenzionata, altri realizzati in edilizia libera. In questo intervento il cantiere è partito da circa un mese, abbiamo già venduto 30 appartamenti su 36, per cui riscuotendo un buon successo, un ottimo successo commerciale. Gli ultimi 2 interventi, uno a Quinzano in via Selva, un intervento di pregio molto particolare perché siamo proprio sotto l'eremo di San Rocchetto, ed altri 20 appartamenti a San Michele in via Olivieri. Allora, la motivazione di tutti i giorni è sicuramente l'amore e l'attaccamento alla maglia che indossiamo. Parlo per me, ma parlo sicuramente anche, faccio le veci dei miei colleghi. Siamo un'azienda medio-piccola, ma molto coesi, estremamente coesi, quindi è un team di persone che lavora con passione e che si aiuta reciprocamente, e questa è la prima motivazione. Poi c'è una motivazione più importante,
che è data da ciò che facciamo. Noi siamo un'impresa di costruzioni, di fatto noi andiamo a modificare, andiamo ad incidere il territorio in cui viviamo. Deve essere pertanto un'attività che va fatta con estrema attenzione e responsabilità, in modo tale da poter lasciare a chi verrà dopo di noi un ambiente migliore, dove la vivibilità sia migliore, per cui tentando sempre di apportare un miglioramento all'ambiente in cui viviamo.